A Villa Ganzerla, frazione di Castignero, dove abitava Andrea Canzonieri, non si incontra nessuno che voglia parlare al microfono. La morte ieri del giovanissimo operaio appena 21enne in un cantiere edile a Sottomarina ha sconcertato tutti. Il giovane diplomato all'Istituto da Schio di Vicenza era stato assunto solo da 15 giorni. Andrea gestiva la movimentazione della pesante piastra metallica che lo ha schiacciato. Un fascicolo di indagine aperto in procura cercherà di fare luce sull'accaduto e sulle responsabilità dell'ennesimo incidente sul lavoro. È passato un anno, l'anno scorso, il 16 febbraio, dei 5 morti della tragedia di Esselunga a Firenze, proprio travolti da una trave. E bisogna investire sulla sicurezza, tutti quanti lo dicono, però purtroppo, come si può vedere, cantieri PNRR, fretta di finire, tante volte si dimentica e si mette davanti qualcos'altro. Quindi investiamo su questo, anche perché adesso il magistrato verrà lo Spisa a fare le sue indagini, però alla mamma, ad Alessia, non verrà più ridato il suo figlio di 21 anni, quindi non c'è indagine, non c'è risarcimento che tenga su questo. Poca la voglia di parlare anche a Ponte di Barbarano, dove Andrea era nato e cresciuto. Con la madre, le sorelle e la famiglia si era trasferita a Castignero nel 2019. Ne senti parecchi ultimamente morti sul lavoro, voglio dire, bisogna cercare di fare un po' più attenzione, secondo me, su questa cosa. Anche perché il ragazzo è molto giovane, il primo lavoro, insomma, è un po' ovviamente alle prime armi, bisogna stargli vicino e segnargli, insomma, tutto quanto. Dispiace tutto questo, insomma, deve far riflettere. Un ragazzo, Andrea, schivo ma con la testa sulle spalle, che si stava impegnando per sostenere economicamente la famiglia. Era appassionato di musica della sua squadra del cuore, il Lane. La famiglia ha già dato disposizioni per il suo funerale. Io ho saputo che il funerale verrà celebrato qua a Villa Ganzerla, nella nostra chiesa di San Michele Arcangelo. La data non si sa ancora perché ci sono indagini in corso. Anche il sindaco di Chioggia mi ha chiamato, ha detto che quando sarà la data vuole presenziare anche lui perché ci tiene a questo, quindi mi sono ripromesso di sentirlo quando saprò la data.